27 anni sono serviti per dare un'idea di quello che è il lavoro dei malghesi. Adesso è apprezzato, è stimato. Una volta non potevano fare il morlacco, adesso è il presidio dello food. Non potevano fare tante altre cose e adesso le possono fare. Noi siamo orgogliosi di essere il trade union fra consumatore e loro. Sempre di più le loro produzioni vengono apprezzate, adesso anche in Villa si comincia a valorizzare il prodotto delle nostre malghe, delle malghe del territorio del Grappa, ed è una cosa bellissima perché il consumatore sempre di più apprezza quello che è il lavoro dei malghesi. Adesso, oggi è una bella giornata, ma pensiamo agli anni precedenti, loro convivono con questa situazione meteorologica, quindi dobbiamo essere contenti non solamente per noi di questa bella giornata, ma soprattutto per loro. È una manifestazione di cui l'intera comunità di Borso del Grappa, ma il massiccio del Grappa è orgogliosa di ospitare questa straordinaria giornata dedicata ai sapori, ai gusti e al sacrificio e alla conoscenza dei tanti produttori di malga, dei nostri straordinari formaggi, che vanno gustati nel vero senso della parola per scoprire i profumi della nostra montagna e per sentire anche quel gusto buono, positivo, che è legato alla conoscenza, al sapere e al sacrificio dei malgari, ai quali rivolgo un grande applauso a chi ha vinto e a chi non è entrato in concorso, ma sicuramente il prossimo anno riuscirà. Complimenti a tutti, all'organizzazione, alle tante numerose persone presenti oggi e alla prossima, alla 28ª edizione. È un disegno di legge molto semplice: agricoltore, custode dell'ambiente. Per noi l'agricoltore va aiutato e difeso proprio perché difende l'ambiente. Non è un inquinatore come qualcuno vorrebbe far passare, soprattutto a Bruxelles. Noi dobbiamo aiutarli soprattutto comprando prodotti che a fatica riescono a produrre, soprattutto se parliamo di agricoltura di montagna, e per loro abbiamo deciso di istituire la prima giornata dell'agricoltore custode dell'ambiente, che sarà sempre la seconda domenica di novembre, ed è un modo per ricordare che se il nostro territorio è così splendido è perché c'è chi lo lavora e che lo ama e lo cura. Un sostegno che è proprio in linea con quello che è il significato di una banca di credito cooperativo, che ha in cuore anche l'ambiente e che ha a cuore quelle qualità che devono essere fondamentali in una comunità. Questa festa ha in sé proprio quell'elemento fondamentale, una presenza e una valorizzazione di queste malghe, di questi uomini, di queste donne che con grande sacrificio non soltanto danno vita a dei prodotti, appunto i formaggi di malga che sono eccezionali, unici al mondo, ma soprattutto anche sono in grado di mantenere un ambiente non solo pulito, ma soprattutto anche dal punto di vista idrogeologico sopperisce alle intemperie che oggi vediamo molto pesanti e che stanno veramente creando molte difficoltà nel nostro territorio.